Bene, allora buongiorno a tutti e a tutte, grazie ai giornaliste che sono intervenute oggi, grazie alla presenza del comitato presentatore della PDL di iniziativa popolare di cui oggi parliamo e non solo, e grazie anche ai consiglieri a cui poi darò la parola. Allora, siamo appunto in conferenza stampa per un motivo molto chiaro. Crediamo e abbiamo creduto che sia necessario fare un momento di punto stampa per chiedere al Presidente Zaia se intende effettivamente andare avanti con le promesse fatte appunto ancora il 10 febbraio in conferenza stampa a una domanda delle giornaliste dove aveva dichiarato il fatto che si stesse facendo un regolamento per finalmente dare dei tempi certi e delle procedure chiare alla questione fine vita di cui abbiamo dibattuto in Consiglio ancora un anno fa. Sapete benissimo che questa è comunque una soluzione di ripiego. Noi avevamo sostenuto in maniera importante il fatto che la PDL di iniziativa popolare arrivasse all'approvazione. Non ci siamo arrivati ancora un anno fa, da subito, come appunto Veneto che vogliamo e con il sostegno dei consiglieri presenti, avevamo chiesto fin da subito alcune questioni chiare. Allora, la prima cosa era se, l'avevamo fatto il 18 gennaio, quindi subito dopo il voto, se la Giunta intendesse, indipendentemente da come era andata in Consiglio, agire direttamente dopo la bocciatura del testo perché poteva eventualmente decidere di fare una delibera di Giunta. Quindi questa era la seconda opzione che avevamo proposto già il 18 dell'1. Nessuna risposta da parte della Giunta. Avevamo poi fatto un'interrogazione il 14 del 2 per chiedere almeno di intervenire sul tema delle DAT, tema che sembra non connesso ma lo è, nel senso che nel momento in cui poi noi a livello comunale, come regione, sosteniamo i comuni che fanno le dichiarazioni di testamento, riusciamo a fare un lavoro almeno, diciamo, di territorio, anche qui nessuna risposta. Abbiamo inviato il 19 del 7 2024 una lettera all'ufficio di presidenza della Commissione Sanità per chiedere un'audizione del presidente Zaia e dell'assessore Lanzarin, sollecitato a gennaio 2025, nessuna risposta. Abbiamo fatto un accesso agli atti a luglio del 2024 per chiedere finalmente chiarezza sui dati, quindi su quante domande avessimo di accesso alla richiesta di un fine vita dignitoso e che tipo di risposte erano state date dalla Regione e quindi dalle commissioni mediche. E ricordate bene che c'era stata a questo punto la risposta per cui avevamo capito che c'erano delle persone che avevano fatto domanda, ma la cui risposta arrivava troppo tardi rispetto alle loro necessità, cioè decedevano, come dice virgolettato la risposta di accesso agli atti, prima di ottenere risposta. Cosa che avevo portato direttamente in Consiglio regionale a dicembre di fronte al Presidente Zaia, che aveva reagito chiedendomi dove avessi preso quei dati e io gli avevo risposto, li ho presi da un accesso agli atti fatta all'interno della commissione di questa regione, voglio dire, quindi erano dati regionali. Avevamo fatto poi un'interrogazione nuova il 4 di marzo 2025 per chiedere se la Giunta intendesse almeno approvare un regolamento, quindi arrivando in terza battuta a un regolamento fatto dalle strutture tecniche, per arrivare almeno a rispondere alla richiesta della PDL di arrivare a tempi certi e procedure chiare. In terza battuta capite bene che sono tre cose diverse, un conto è una PDL di iniziativa popolare, un conto è una delibera di Giunta, un conto è l'ultima ratio, un regolamento fatto dalle strutture tecniche, ma almeno quello era una richiesta che potevamo portare avanti e quindi abbiamo chiesto se si intendesse andare avanti. Anche su questa nessuna risposta. E l'abbiamo fatta, come vedete, subito dopo che il 10 febbraio il Presidente Zaia in conferenza stampa l'aveva promesso. Allora cosa abbiamo fatto in ultima istanza, ed è il motivo per cui siamo qua oggi assieme anche ad alcuni dei consiglieri che hanno sottoscritto la richiesta, abbiamo chiesto al Presidente Zaia di riferire in aula lui direttamente, perché crediamo che sia arrivato il tempo che il Presidente si prenda le sue responsabilità, perché voglio dire dovevamo essere la prima regione ad approvare una PDL di iniziativa popolare e non lo siamo stati. Dovevamo essere almeno quelli in seconda battuta che potevano fare una delibera di Giunta prendendosi la responsabilità politica di dire
la Giunta è d'accordo nonostante una proposta di iniziativa popolare non sia passata in un consiglio regionale. Voglio dire, siamo qui semplicemente per capire se almeno è vera l'ultima cosa che è stata promessa in una conferenza stampa, quindi pubblicamente davanti agli elettori veneti, di arrivare almeno ad istituire una regolamentazione tecnica, quindi voglio dire è l'ultima ratio, lo ripeto, che però dia una risposta entro la fine di questa legislatura. Allora abbiamo chiesto di riferire in aula, perché credo che sia importante che le persone sappiano in Veneto la verità rispetto a delle proposte che vengono fatte, a delle promesse che vengono fatte. Vedremo se lo si manterrà. Abbiamo ovviamente sentito quanto detto stamattina in conferenza stampa dal Presidente e voglio chiarire due cose. Una, non è possibile che una persona attenda e gli venga risposto che è solo perché ci sono state delle vacanze o delle pause vacanziere che la risposta non è arrivata nei tempi che quella persona riteneva degni per mettere fine alla propria vita. Questo non è accettabile per quanto mi riguarda, perché credo che se ci fosse stata la volontà politica avrebbe appunto almeno approvato una delibera di giunta subito dopo il voto in Consiglio regionale e quella persona non sarebbe stata ostaggio delle vacanze. Quindi è responsabilità politica di chi si è detto a favore ma non ha ad oggi ancora fatto nessun atto concreto per dare mandato, diciamo, alla propria volontà politica, sempre che sia vera. E in secondo luogo ritengo che sostenere che sono state solo, diciamo, delle pause vacanziere il problema non dia dignità ai medici che fanno parte delle commissioni mediche, ai medici che fanno parte delle commissioni etiche, che sicuramente hanno bisogno del tempo per prendere delle decisioni, ma è proprio per questo che servono dei tempi certi, perché altrimenti è come se la Regione continuasse a scaricare alle commissioni mediche o alle commissioni etiche le tempistiche di prendere delle decisioni oggettivamente complicate. Ma è per questo che dobbiamo trovare dei tempi e delle procedure chiare. Quindi non ci si può nascondere dietro un dito rispetto a dei diritti, diciamo, civili, sanciti tra l'altro, e voglio ricordarlo, da una sentenza della Corte Costituzionale, ma ricordo anche a chi è qui che questo lavoro di seguire pedissequamente, diciamo, il lavoro e non fermarci alla PDL di iniziativa popolare è stato anche perché c'è stata una nuova sentenza della Corte Costituzionale a luglio del 2024 che ha dato una ulteriore aggiunta rispetto a quanto accadeva quando votavamo la PDL in Consiglio, che è il fatto che la Corte Costituzionale si è espressa anche su cosa vuol dire avere un supporto che tiene in vita. Quindi anche qui si sono aggiunte delle sentenze che modificano anche politicamente l'approccio con cui la Regione oggi dovrebbe intervenire. A maggior ragione oggi ci dovrebbero essere tempi certi e procedure chiare dopo la sentenza della Corte Costituzionale di luglio 2024. Quindi l'urgenza non è testimoniata solo dalla volontà politica di chi oggi è seduto qui di fronte, è testimoniato dal fatto che c'è un dibattito nazionale che in attesa di una norma, ma non si può attendere infinitamente, abbiamo già atteso troppo per una norma nazionale, le regioni oggi hanno il dovere e il diritto di intervenire. Quindi oggi chiediamo che entro la fine della legislatura non si facciano più chiacchiere. Anche oggi il Presidente Zaia in conferenza stampa dice stiamo lavorando, ma noi sentiamo dire che stanno lavorando da quando l'ha promessa il 10 di febbraio. Allora riusciamo a vedere almeno le carte? Venga in Commissione Sanità, venga in Consiglio regionale a riferire sul lavoro che sta facendo, perché non possiamo apprenderlo all'interno delle conferenze stampa grazie al lavoro dei giornalisti che chiedono giustamente di avere conto. Noi riteniamo almeno che debba venire a rendere conto all'interno delle istituzioni regionali, quindi dentro il Consiglio regionale, come abbiamo chiesto da questa richiesta sottoscritta da tutti i capigruppo del Consiglio. Io mi fermo qui, lascio la parola a Diego Silvestri, promotore appunto della PDL di Iniziativa Popolare, che oggi dirà appunto alcune cose rispetto a quanto stiamo oggi presentando, ma anche e soprattutto rispetto a dei casi che il Comitato in questi mesi ha seguito e che crediamo sia interessante portare all'attenzione della stampa. Grazie.
Buongiorno a tutti, grazie per questo spazio. Noi come Comitato Liberi Subito e come promotore dobbiamo dire una cosa molto, molto chiara, e cioè abbiamo scelto la Regione Veneto per cominciare a discutere come prima questo tema scabroso in Italia. Non avevamo visto male, c'erano dei sondaggi che dicevano che la stragrande maggior parte dei cittadini, come sapete, no, sono favorevoli addirittura a un aiuto alla morte in una persona che è sofferente, che è malata in maniera irreversibile e che è lucida nel richiedere questa cosa. Non avevamo visto male perché il Veneto è sensibile da questo punto di vista, e questo dobbiamo dirlo. Ci sono delle realtà sanitarie che sono completamente diverse rispetto a altre regioni d'Italia. E forti di questo abbiamo trovato, e questa conferenza stampa ne è una prova, anche se le cose non sono andate come volevamo, la discussione c'è stata e continua ad esserci. Noi come Comitato Liberi Subito e come Associazione Luca Coscioni facciamo una proposta al nostro Presidente Zaia, che è quella di tornare alle origini, e cioè noi proponiamo che il Presidente Zaia, come dice lui, lavori per una strategia di giunta che arrivi a una delibera usando il testo della nostra proposta di legge. Questa è la nostra proposta iniziale, certo che è iniziale, che ci fa tornare indietro Elena, però la discussione che c'è stata dopo quest'anno e i casi a cui accennerò depongono per un lavoro possibile in questo senso. Non è possibile che abbandoniamo le cose, non è possibile ripiegare, no, in una specie di regolamento che non sappiamo e sul quale insomma sosteniamo che se ci debba essere un regolamento noi siamo disponibili a partecipare ai contenuti, ma i contenuti sono presenti lì in quella nostra proposta di legge. La Regione Toscana dimostra che questo è possibile, è un contenuto che non è in contraddizione con niente, con nessuna visione nazionale. La Regione Emilia-Romagna conferma che la delibera di giunta è uno strumento che si può usare, e quindi non possiamo attendere altro, secondo noi. Quindi questa è la proposta che facciamo subito, come dire, so che i giornalisti apprezzano la proposta, la cosa che devo dire alla fine la diciamo all'inizio, e così paf. Questa è la nostra mossa. Lasciatemi dire delle cose riguardo all'attesa, perché noi abbiamo ascoltato, noi del Comitato Promotore, sono qui assieme a Matteo D'Angelo, noi del Comitato Promotore abbiamo sentito molte posizioni, la discussione c'è stata, però due sono state le posizioni schematicamente. Laddove si impedisce che il mio corpo e la mia esistenza sia disponibile, cioè io posso fare quello che voglio del mio corpo, della mia esistenza, questo è un modo di ragionare che non ci ha permesso di discutere. No, tu non devi decidere, non puoi decidere, anche se sei malato, no, no, mai. Questa è una cosa che ci riporta al codice Rocco, come sapete bene, e a quell'era fascista un po' schifosetta dalla quale noi vorremmo uscire, perché c'è stata una Costituzione che ha imposto proprio il fatto che la persona si deve autodeterminare, non ci possono essere indicazioni diverse, neanche mediche, neanche religiose, di nessun tipo. Schematicamente c'è stata questa opposizione, ma poi c'è stata un'opposizione più delicata, più buonista. Qua è la prima volta che ne parlo in questi termini, però abbiamo taciuto tanto. Allora parliamone di questa cosa. Facciamo attendere, mi riferisco alle persone che hanno votato contro e che si sono astenute e che hanno permesso che in Regione Veneto ci sia una attesa, che non ci sia un regolamento su questa richiesta di suicidio medicamente assistito. Allora noi seguiamo le persone chiedono a noi, chiedono all'associazione Luca Coscioni: aiutateci, come faccio? A chi si chiede? Come si fa? Quali sono le regole? In Svizzera com'è? E allora noi seguiamo dei casi. Il caso è Roberto, per esempio, ma ne abbiamo anche altri di cui non possiamo parlare. Nell'attesa, e Roberto ha fatto richiesta in ottobre e giovedì scorso ha ricevuto parte della commissione.
riceverà una seconda parte della commissione, che è lo psichiatra e lo psicologo, in data non definibile. Un'altra persona ha aspettato 7 mesi per avere una risposta. Allora, nell'attesa, io sto pensando alle persone che hanno votato contro perché, e queste sono parole che noi abbiamo come comitato ascoltato e sentito, nell'attesa uno cambia idea, nell'attesa si attivano le cure palliative, nell'attesa si può abbracciare una religione che ti fa tollerare meglio il dolore. Tutte queste cose qua che non si sono verificate assolutamente, perché la persona che sceglie è di fronte alla sua scelta, ha già scelto, ha già pensato, quindi i discorsi, il tema è delicato, lasciaci tempo, è offensivo, è offensivo. La persona ha già scelto, farla attendere ulteriormente è terribile, è una condanna, è tortura. Quindi queste sono le cose che immaginavamo fossero presenti nella testa dei consiglieri, ma trovare consiglieri che avevano, come dire, buone intenzioni nella loro testa, ricordo quello dell'attivazione delle cure palliative, no? È una buona intenzione, certo, giusto, ma non fa cambiare idea alle persone, e questo è fondamentale. Noi abbiamo a che fare, dobbiamo avere a che fare con politici che applicano le proposte dei cittadini, e siamo dentro quest'ambito, è una proposta di cittadini, e cittadini anche sofferenti, anche malati, no? Che chiedono che la Regione Veneto applichi qualcosa che in altre parti è applicato, è legge, in Toscana funziona in quel modo, in Emilia-Romagna funziona e via così. Allora vi parlo delle cure palliative un attimo, proprio per dire, ma questa idea buona, santa, non so come chiamarla, no? Di buone intenzioni per cui nel frattempo si attivano le cure palliative. Allora, persona che ha voluto prendere contatti con noi, Cellula Vicenza Padova dell'associazione Luca Coscioni, 62 anni, una donna bellissima tra l'altro, a un certo punto nel giro di pochi mesi ha una diagnosi di tumore devastante, partenza ovarica. Nel giro di poco tempo si è vista peggiorare, decadere in una maniera tragica. Ci contatta perché? Perché riceve a un certo punto la prognosi dai 3 ai 6 mesi, persona che si sottopone alla chemio, fa quello che doveva fare, ma a un certo punto i medici stessi dicono non c'è più niente da fare. Aveva una derivazione renale, aveva la massa che premeva sul diaframma e via così, metastasi. La signora vuol morire, non vuole morire soffocata. Non vuole, questo lo ripeterei, guardate, mi commuovo se continuo, perché l'ho sentita con le mie orecchie, non voglio morire soffocata, perché gli dicevano la massa proseguirà. Questa persona è in carico alla medicina palliativa. In carico alla medicina palliativa significava, in pratica, che si metteva il cerottino e che la psicologa la andava a trovare a casa. Aveva dei colloqui psicologici. Io parlo con questa signora, Monica, spiego come facciamo quando facciamo sportello, le possibilità, spiego cosa vuol dire Svizzera, non è che noi abbiamo un ponte con la Svizzera, però c'è questa possibilità, Svizzera, però ci vogliono 6, 7, 8 mesi, non è una cosa veloce neanche se chiedi un'urgenza. Però ti direbbero di sì, questa è una possibilità. Spiego cos'è il suicidio medicalmente assistito? Ah sì, bella idea. Fai domanda, però devi aspettare, dai minimo 3, perché il più veloce è stato Geller, 3 mesi e mezzo, quindi dai 3 in su. No, muoio prima, come faccio? No, allora come si fa? Se all'interno delle cure palliative chiedi una sedazione palliativa profonda. Sì, non voglio morire soffocata. Allora questa persona è morta soffocata all'interno delle cure palliative. Perché? Perché la consulenza psicologica serviva a quella che viene chiamata psicologia positiva, cioè guarda fuori dalla finestra, no? Gli uccellini cantano ancora, c'è la vita e via così. E alle mie richieste, questo l'ho sentito con le mie orecchie, alla richiesta a questa psicologa, guarda che io voglio morire, fammi entrare in hospice e mi addormentate. No, è ancora presto, non è così, aspetta un attimo, ci vediamo la prossima volta e via così.
Allora, questa persona è morta come non voleva, c'è stata un'urgenza, l'hanno anche tracheostomizzata e non va bene così, proprio non va bene così, è incivile un paese che permette queste cose, non va bene così. Allora, una regolamentazione della procedura sanitaria servirebbe anche, in questo caso è limpido la cosa, agli operatori sanitari per doversi confrontare con un diritto chiaro, con una richiesta chiara della persona, altrimenti sembra così una cosa psicologica. Allora, la richiesta di morte nelle persone nel fine vita è una esistenza fenomenologica che deve avere un corrispettivo di diritto chiaro. Quindi quello che noi chiediamo è proprio questo, che la delibera di giunta, come la proposta di legge, stabilisca una norma chiara per cui gli operatori sanitari si sentono anche che dobbiamo rispondere a questa signora entro questo tempo, ci ha fatto una richiesta particolare, c'è bisogno di mantenersi entro questi tempi, questo è necessario, altrimenti c'è questo fatalismo un po', lasciatemi dire, incivile, per cui ecco, io ci sono rimasto molto male di fronte a questa persona che aveva chiesto a noi di morire come non voleva. Allora, insistiamo nel dire che la delibera di giunta dovrebbe essere la strada che rende glorioso il Veneto. Insisto con le parole che ho detto all'inizio, e cioè non abbiamo visto male. Il Veneto è stata la prima regione che ha concesso, no, una morte assistita attraverso suicidio a una donna trevigiana. È stata la prima regione che ha letto la chemioterapia di questa persona che prendeva un farmaco come sostegno allargato, cioè ha visto oltre la ASL trevigiana della regione Veneto, ha visto oltre quello che poi nella sentenza ultima è stato ben detto, ben sentenziato. Ecco. La persona che adesso che noi seguiremo, che è Roberto, che come sapete fa parte dell'ASL Euganea, è una persona che non vuole aspettare le complicanze di un tumore cerebrale. Anche qua possiamo discutere, possiamo dire non farei così, farei colà, ognuno può dire la sua opinione, però il fatto innegabile che questa persona non possa con tranquillità chiedere un qualcosa che significa solamente voglio morire in piedi senza che mi scoppi il tumore in testa, perché può avere, gli hanno detto, uno spandimento di sangue, una rottura, un'emorragia, quindi una morte improvvisa, un ictus e via così. Lui non vuole queste cose, quindi non vuole entrare nella necessità di avere i sostegni vitali per cui si può chiedere. Questo è un allargamento, credo, che secondo buon senso si può considerare, insomma, una richiesta lecita, e siamo contenti che la sentenza della Corte Costituzionale abbia visto bene in quest'ambito, cioè i sostegni vitali non sono solamente i macchinari che io adesso ho per continuare a vivere, sono quelle cose che la tecnica attiverebbero se la mia malattia progredisse naturalmente. Quindi non è un discorso, cioè è bello rapportarsi con una realtà di questo tipo, vuol dire governare la propria malattia, governarla con dignità e quindi chiedere quando voglio morire, prima che succeda questa cosa. Grazie. Grazie, capite bene, perché non solo serve capire cosa il Presidente Zaia vorrà fare, quindi che venga a riferire in aula, ma anche perché è importante che ci sia una delibera di giunta che riesca a dare mandato anche politico e quindi consistente a delle questioni complicate di cui stiamo parlando. Allora io lascerei la parola ai consiglieri che vogliono intervenire, che hanno sottoscritto la richiesta. Partirei con Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, che ringrazio. Grazie Elena, grazie a tutte e tutti. Io qui ho il testo di una mozione che avevamo approvato a maggio 2023. La mozione era la 367 del 26 ottobre 2022, sottoscritta da tutti i colleghi dell'opposizione, in parte anche qui presenti.
quindi Ostanel, Guarda, Giacomo Possamai, Camani, Bigon, Montanariello, Zannoni, Zottis e Lorenzoni. Quindi insomma un lavoro di certo di squadra, e in quella occasione ci furono 2 contrari, 6 astenuti e 32 voti favorevoli. A distanza di poco poi sappiamo come è andata a finire, quindi si sono un po' scompaginate anche le posizioni nel campo. La mozione partiva dal caso che tutti conosciamo, quello dell'amico Stefano Geller, e chiedeva un impegno alla Giunta regionale, perché la mozione è un atto che serve appunto ad impegnare la Giunta regionale a garantire quindi sul piano regionale a tutte le persone che avanzano richiesta di fine vita un percorso oggettivo, rapido, e sottolineiamo rapido, e scevro da qualunque tipo di condizionamento esterno. Inoltre a promuovere presso tutte le istituzioni il principio per cui il ruolo della politica è quello di garantire la libertà di scelta, astenendosi da qualunque intervento, anche ideologico, potenzialmente in grado di coartare o comunque condizionare la libera scelta delle persone. Io mi chiedo se questo è stato l'impegno votato, quindi il Consiglio regionale ha dato un impegno alla Giunta, quale sia stato poi il motivo per cui non si sia deciso di essere conseguenti con questa scelta, con questo atto votato dal Consiglio regionale, che è l'organo supremo di questa regione. E è stato poi fatto anche un atto, come ricordava Elena, sulle disposizioni anticipate di trattamento. Credo che anche questo sia un tema che la Regione ha il dovere di far conoscere all'esterno. Credo che poche persone ad oggi sappiano di cosa parliamo, e quindi è necessario creare una informazione un po' più allargata all'interno anche delle nostre ULS o dei comuni. Insomma, le modalità possono essere tante. Quello che fa specie e che mi rammarica è che a distanza di qualche mese ci sia stato un capovolgimento anche nelle intenzioni dei consiglieri, e questo ci fa appunto male. Sappiamo che purtroppo non ci sono i termini per portare avanti questa proposta di legge popolare. Siamo a fine corsa, come lo è il Presidente Zaia, quindi non mi creo aspettative oggi. La speranza è quella che comunque a livello parlamentare si porti avanti una proposta. Il Movimento 5 Stelle c'è, ci sarà, e dall'altro lato questa iniziativa comunque lodevole fa sì che si porti comunque avanti questo percorso, questa richiesta, e soprattutto si tenga alto il motivo per cui siamo qui oggi, e quindi quello di cercare di dare la possibilità alle persone di scegliere da sé come morire. Giustamente abbiamo sentito le parole di Diego, è veramente una situazione che grida vendetta. Non possiamo abbandonare le persone a morire veramente senza dignità, perché ci sono dei paletti che la Corte Costituzionale ha stabilito, e quindi non è che si vada contro a una condizione. Ci sono delle condizioni che vanno rispettate, e con queste condizioni noi chiediamo che ci sia la possibilità per ognuno di noi scegliere quale sia la propria fine vita. Grazie Erika. Invito Vanessa Camani, Partito Democratico, Renzo Masolo di Europa Verde, e poi anche il portavoce Arturo Lorenzoni. Grazie, ma molto brevemente, perché Elena ha spiegato la ragione per cui torniamo a discutere di questo tema e dell'urgenza rispetto alla quale richiamiamo il Presidente. Quindi dirò soltanto alcune piccole cose di metodo più che di merito. La prima è che la politica che proviamo a mettere in campo dai banchi del Consiglio regionale è quella che si occupa di cose concrete. Assistiamo molto spesso a dei grandi annunci, ma mai alla messa a terra dei risultati. Allora, la prima cosa che chiediamo al Presidente Zaia è concretamente, da 2 anni a questa parte, anni in cui stiamo discutendo di questo tema, dal momento della sentenza in poi, cosa è stato concretamente fatto per poter garantire la pienezza di questo diritto. Seconda cosa, i diritti non si declamano, si estendono concretamente. Il Presidente Zaia per 2 anni ci sta spiegando che lui è molto favorevole al fine vita,
ma per 2 anni non sta facendo niente. Allora, i diritti che riguardano le persone proprio per essere, diciamo, utili, efficaci, non possono essere semplicemente annunciati, devono essere tradotti in azioni concrete. L'impressione che noi abbiamo, lo dico onestamente, è che tutta questa volontà del Presidente Zaia di trattare il fine vita nella nostra regione in maniera dignitosa sia una farsa, e cioè che dietro alle sue declamazioni non ci sia la volontà concreta di arrivare ad una soluzione. L'ultima invenzione, quella del regolamento, si è poi sospesa in attesa di vedere cosa sarebbe accaduto a seguito dell'approvazione della legge della Toscana. Mi pare che non sia accaduto niente, eppure non c'è stato un avanzamento. Eppure di fronte alla contestazione dei disagi e dei disguidi rispetto al caso Padovano, la risposta del Presidente è: ho mandato un'ispezione. Guardate che è un'affermazione molto grave. Mandare un'ispezione ex post in casi come questi è non solo inutile, persino quasi offensivo, che il capo della Regione del Veneto mandi un'ispezione perché le ULS di cui lui ha la responsabilità non fanno ciò che devono fare. Lo dico perché la politica ha bisogno di un po' di credibilità e anche di un po' di coerenza tra le cose che si dicono e le cose che si fanno. E dal mio punto di vista il Presidente Zaia sul tema del fine vita non è coerente, perché non fa le cose che dice di voler fare. E questo perché in politica, ma direi nella vita in generale, non si possono interpretare tutte le parti in commedia. Non può rappresentare la parte della Lega a favore dei diritti civili e contemporaneamente rappresentare la parte della Lega che è contro i diritti civili. Nella vita uno deve scegliere da che parte stare, e io credo che questo dovrebbe essere un argomento attorno a cui il Presidente Zaia decida da che parte stare. Ora non serve ripeterlo, credo non sfugga a nessuno che su questo tema serve una legge nazionale. Noi stiamo ragionando sulla base di una sentenza della Corte che ancora una volta interviene per sopperire all'incapacità del Parlamento di intervenire su una materia così delicata. Credo che però non sfugga a nessuno che la destra oggi in Parlamento la legge non la vuole fare. Quindi anche quelli che dicono no, non è compito nostro perché serve una legge nazionale, che poi sono gli stessi che a Roma la legge nazionale non la vogliono fare, secondo me stanno prendendo in giro le persone. Quindi manca poco alla fine della legislatura, noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare nella nostra competenza per arrivare a un punto fermo, lo continueremo a fare con Elena, con Erika e con gli altri colleghi fino all'ultimo giorno che avremo a disposizione, che non sappiamo ancora quale sarà per altri ragionamenti, però è chiaro che qua o c'è un'assunzione di responsabilità vera e ci si mette la faccia per farlo, oppure continueremo a girare attorno e continueremo a sentire Diego che puntualmente ci racconterà ogni volta di casi drammatici che però non sono racconti, sono la vita di persone che hanno un nome, un cognome, delle persone care, dei figli che sono coinvolti poi in questa tragedia di cui ci hai parlato oggi e quelle di cui ci hai parlato nei giorni scorsi. Quindi non so se Zaia verrà in aula a riferire perché non viene mai, ma in ogni caso è importante che noi torniamo su un tema che altrimenti sembra all'ultimo punto dell'agenda politica del Presidente dopo il 4º mandato, la data delle elezioni e l'uscita dei consiglieri dal gruppo della Lega. Per noi invece questa è la priorità. Grazie Elena. Grazie. Renzo Masolo, Europa Verde. Ringrazio la collega per la organizzazione di questa conferenza stampa e le associazioni che hanno testimoniato. Noi come gruppo Europa Verde, anche col collega Zanoni presente, tra l'altro io prendo anche la voce della collega Guarda che aveva sottoscritto la mozione. Io non ero ai tempi presente, ma poi mi sono documentato e non posso che manifestare la nostra delusione, la nostra contrarietà per questo blocco di un provvedimento che sembrava prossimo all'approvazione e che avrebbe fatto risparmiare
tantissimo tempo, da allora ad oggi, a tante persone che hanno sofferto, stanno soffrendo inutilmente e per le quali non è garantito il loro diritto di autodeterminazione, di decidere come anche gestire la propria vita, la propria sofferenza e anche la fine della propria vita. E questa è una cosa fondamentale, anche perché le persone possono essere contrarie, ma devono comunque garantire il diritto ad altre di fare queste scelte. Per cui su questo per noi è fondamentale. Noi sollecitiamo, anche se i tempi sicuramente sono stretti, ma per capire se è possibile farlo, sollecitarlo nei tempi più stretti possibili, perché la dignità della persona, soprattutto nel momento di estrema sofferenza e soprattutto in un momento in cui il destino della tua vita è comunque segnato da diagnosi o da evidenze che non sono purtroppo contraddicibili, noi dobbiamo garantire appunto la scelta, no? di dire basta, questa non è più vita, per cui io ho anche il diritto di dire stop, basta. E per cui come gruppo ci siamo e continueremo ad impegnarci in questa direzione. Grazie. Grazie Renzo, lascio la parola ad Arturo Lorenzoni. Aggiungo anche che mi sembra abbastanza incredibile che debba essere l'organizzazione Coscioni o il comitato quello a dover raccontare delle storie come quella che abbiamo ascoltato oggi, e che quindi il Presidente abbia mandato un'ispezione su sollecitazione di un'organizzazione che fa il suo lavoro, ma dovrebbe essere stato, diciamo, qualcosa che evidentemente faceva in autonomia. Allora io credo che il lavoro che stiamo facendo qui non è solo quello di chiedere di venire in aula a rendere edotto il Consiglio regionale sulle scelte che verranno fatte, perché non è una questione tecnica. Ho rivisto un pezzo della dichiarazione della conferenza stampa di oggi dove dice beh, è un tema tecnico, faremo un regolamento. Ecco, vorrei ripuntualizzare che non c'è nulla di tecnico nelle storie di vita che stiamo raccogliendo, che il Comitato sta portando avanti, c'è solo una questione politica di verificare se c'è davvero la volontà di andare fino in fondo entro questa legislatura. Puntualizzerei, perché le parole che si dicono in conferenza stampa sono importanti e riportano il dibattito su qualcosa che non c'è nulla di tecnico. Qui c'è la volontà politica o meno di andare fino in fondo entro la fine della legislatura. Buongiorno a tutti. Io ringrazio Elena perché si è messa in moto e continua a tenere vivo questo tema, che è un tema importante. E solo due note. Grazie alla giornalista che è rimasta, perché ho visto che dopo che ha parlato Vanessa Camani, gran parte della stampa ha lasciato... questo non è un'investitura nei confronti di Vanessa, ma è una constatazione. È una constatazione che forse quello che diceva il collega Masolo interessava meno di quello che è. Quindi grazie a chi è rimasto. E grazie anche alla consigliera Milena Cecchetto, che non fa parte dell'opposizione, ma è presente, e io lo voglio ricordare, perché questo non è un tema dell'opposizione al Consiglio, questo è un tema dei Veneti, e io questo voglio ricordare. E quindi grazie Milena che ci sei, grazie che ci fai capire che questo è un tema dei Veneti. E io ritorno sul tema di metodo e non di merito, perché questo noi oggi vogliamo veramente portare all'attenzione. Io ricordo i 9 progetti di legge che il Presidente Zaia ha presentato il primo giorno di consigliatura, sono tutti lì praticamente, solo un paio sono stati... Questo a testimonianza di quello che diceva Elena, che non c'è l'attenzione. Su questo tema l'attenzione deve essere tripla, quadrupla, quintupla, perché qui c'è la vita delle persone. Allora, se il progetto sull'economia circolare, a me dispiace che non trovi poi un percorso e un esito, però tutto sommato viviamo, su temi come questo non possiamo lasciare le cose non completate e non dare una risposta. Quindi io voglio veramente dare rilevanza al fatto che non stiamo dando risposte ai cittadini del Veneto. Su questo tema è gravissimo, su tutti gli altri è grave. E quindi ecco, che sappia che noi non stiamo zitti, che noi questa legislatura è stato del tempo in tanta parte perduto. Vi dico un altro tema su cui c'è sofferenza, la riforma delle IPAB. Poi se volete possiamo parlare per 3/4 d'ora ricordandone. Però sono temi che colgono l'essenza delle persone, la vita
delle persone. E quindi ecco, grazie anche a voi del comitato che ci state sostenendo, sappiate che da parte nostra tutto l'appoggio. Bene, lascerei se ci sono delle domande da parte della giornalista presente, se no chiudiamo.